L'energia di Ascotrade abbraccia la solidarietà di Fondazione Oltre il Labirinto. L'azienda trevigiana di fornitura energetica infatti ha acquistato 2 Hugbike, le cosiddette bici degli abbracci, una delle quali è stata donata all'Istituto Gris di Mogliano Veneto, mentre l'altra al comune di Spresiano, che a sua volta la metterà a disposizione delle associazioni operanti nel territorio comunale. E noi lo daremo in dotazione a disposizione dell'Associazione Ciclisti e dell'Associazione del Pesco, ma di tutti coloro, associazioni, famiglie, chiunque, anche le scuole, che avessero bisogno di utilizzarla per portare magari un ragazzo con difficoltà e anche un adulto, perché si può andare anche con le persone adulte, per cui sicuramente sarà ampiamente usata. La daremo a disposizione a tutte le famiglie che abbiano un familiare appunto disabile per provare l'ebbrezza del correre in bicicletta. Sai, se si vuole dimostrare vicinanza al territorio lo si fa anche con gesti di questo tipo e credo che Ascotrade abbia fatto una cosa meravigliosa. Un tandem dove il guidatore è chi sta dietro, mentre il passeggero seduto davanti è come abbracciato e rassicurato dal conducente, la bici degli abbracci è nata dal sogno di Mario Paganessi, fondatore di Oltre il Labirinto, che desiderava poter pedalare insieme al figlio autistico. La bicicletta è nata perché non avevamo un tandem adeguato per i nostri ragazzi. Far salire un ragazzo dietro creava dei pericoli, poteva portare dei problemi non indifferenti al genitore. E da qui abbiamo avuto l'idea, anzi è stato direttore della fondazione Paganessi che ha avuto l'idea della bicicletta degli abbracci e ci siamo accorti che la bicicletta va benissimo. In più abbiamo la possibilità di farli anche lavorare. Piccoli lavori, abbiamo una dima per le selle, piccoli lavoretti per loro insomma. Un gesto di vicinanza al territorio con cui Ascotrade dimostra ancora una volta il valore aggiunto della propria mission aziendale. È la nostra testimonianza della vicinanza e dell'interesse anche nei confronti del territorio. Come sempre noi diciamo, viviamo di quello che vendiamo, però siamo anche attenti a ritornare una parte della nostra ricchezza al territorio. Questa è la differenza tra le realtà locali e i grossi player nazionali.